percorso che attraversa la pianura veneta. È un'antica linea ferroviaria che oggi diventa un viaggio lento, autentico, emozionale. La Treviso-Ostiglia. Eccole, alle mie spalle. Oggi la percorriamo insieme verso una destinazione tutta da scoprire. Un sorriso, uno sguardo verso l'orizzonte. Benvenuti a Colonia Veneta. Ci sono strade che non si attraversano ma si ascoltano. La Treviso-Ostiglia è una di queste, una storia tutta da raccontare, sì, con il sindaco di Colonia Veneta, Manuel Scalzotto. Benvenuti Grazie. A Colonia Veneta, Grazie, dove passa la Treviso-Ostiglia, questa ciclovia che collega appunto Treviso a Ostiglia. Ed è fatta per un turismo lento, per un turismo che ci permette di andare a visitare i piccoli borghi, non solo le grandi mete che il Veneto può offrire, delle città meravigliose, Venezia, Verona, il lago di Garda, il mare, ma tutta un'infinità di piccole realtà che molto possono offrire. Circa un anno fa, nell'agosto del 2025, è stata inaugurata quest'ultima tappa. Beh, è stata una bellissima esperienza, il presidente Zai è venuto qui per ricevere, anzi per darci quelli che sono i chilometri veronesi a tutti i sindaci, e qui abbiamo potuto inaugurare sia i 7 chilometri per Colonia Veneta, su 118 direi di sì, un bel tratto, sia tutti gli altri comuni della provincia di Verona fino a Cerea che hanno potuto avere in dotazione questa ciclovia. Ma noi ve lo vogliamo far vedere questo tratto di cicloturismo in un territorio che veramente è splendido. Facciamo due passi, sì, perché c'è anche la sua storia da raccontare. Andiamo, sindaco. Eccola la Treviso-Ostiglia, ruote che scorrono leggere, sì, al giorno d'oggi quelle delle biciclette, ma una volta erano quelle dei binari del treno. Erano ruote molto più pesanti, direi, di quelle di oggi. Oggi noi abbiamo delle ruote che scorrono leggere perché sono adatte ad un turismo leggero, che può leggere una campagna ubertosa con dei panorami suggestivi. Certo il lago, il mare e la montagna toccano le corde delle emozioni, ma anche la campagna, per chi sa leggerla, può dare molto. E qui siamo in un punto che per le emozioni della campagna può veramente ricevere tantissimo. Pedalare lungo la Treviso-Ostiglia significa rallentare, significa ascoltare il silenzio, osservare la natura, respirare il territorio. È un turismo lento, autentico, che conduce verso luoghi veri. E proprio lungo questo percorso incontriamo una realtà che sorprende per eleganza e identità. Colonia Veneta. Il cuore di Colonia Veneta si apre nella sua maestosa Piazza Duomo, uno spazio ampio, armonioso, capace di raccontare la storia di un'intera comunità. Alle nostre spalle, sindaco, il Duomo, simbolo spirituale e architettonico di Colonia Veneta. Certamente, un edificio neoclassico stupendo della scuola del Dido, coloro che fecero la Fenice di Venezia, che venne eretto su quello che era il castello di Colonia Veneta, perché dovete sapere che Colonia Veneta era già abitata al tempo dei Paleoveneti e poi crebbe nel tempo perché qui c'era una campagna importante, ricca di fiumi, fin tanto che nel 30 a.C. Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano che nella battaglia di Azio sconfisse Marcantonio e Cleopatra, pagò i propri soldati e il TFR dell'epoca era la terra e diede in
TFR in terra per premio, ed ecco perché il nome Colonia deriva dal latino. A Colonia Veneta, terra di confine, perché oggi siamo provincia di Verona, diocesi di Vicenza, e Montagnana è a 11 km. I padovani, i carraresi, che nel Medioevo per 2 volte vollero conquistare Colonia e ci riuscirono, per riottenere poi noi la nostra libertà. Colonia Veneta è il passato che si fonde con il presente che si fonde con il passato, Sindaco. Beh, direi di sì, da un passato storico così importante e ricco a un presente, una quotidianità che ci permette di ricordarcelo attraverso anche il nostro museo archeologico, che è fruibile tutte le domeniche. Qui i fine settimana sono veramente di storia, cultura e anche divertimento. Noi adesso vi portiamo dentro al loro museo e poi nelle loro vie con la festa dei fiori di Colonia. A prestissimo. A prestissimo. Sotto la superficie c'è un'altra storia, più antica, più silenziosa. È il Museo Archeologico di Colonia Veneta. Questo è un luogo attraversato dal tempo, dove ogni reperto è una voce e ogni voce è una memoria, che ci racconta la dottoressa Gabriella Meneguzzo. Buongiorno Gabriella. Buongiorno Ida, benvenuta. Grazie. Al Museo di Colonia Veneta. Un museo che ha una storia straordinaria, pensate, risale al 1883, il più antico dopo quello della provincia di Verona, sì. Ma raccontiamola questa storia straordinaria, Gabriella. Certamente, nel 1883 ci fu una grande inondazione in questa zona e si decise di deviare il fiume Gua, che passava per il centro di Colonia Veneta. Durante i lavori di costruzione del nuovo alveo si scoprì la necropoli di Baldaria. E fu proprio in quell'occasione che furono raccolti i reperti e che si pensò di istituire a Colonia un museo civico. Questa che vedete è la prima sala, una delle sale, la più antica, che risale al 4500 a.C. Siamo nel periodo del Neolitico. Qui l'uomo è prevalentemente cacciatore. Le cose che vedete all'interno delle teche sono prevalentemente oggetti che servono per procurarsi il cibo. Man mano che passa il tempo, qui ci introduciamo invece in un momento successivo. L'uomo da nomade diventa sedentario e comincia a coltivare il terreno. Le donne seminano ed ecco in questa teca possiamo notare delle zappette che vengono utilizzate per lavorare la terra, inoltre degli oggetti che servono per il vestiario in bronzo. Passiamo nella sala dei Paleoveneti, risalente a che anno? Verso il 700-800 a.C. Qui possiamo trovare, diamo solo naturalmente un assaggio ai nostri telespettatori, perché questo museo naturalmente è da visitare in tutto il suo splendore. Certamente, oggetti di particolare interesse sono gli oggetti, ad esempio le situle. Le situle, che quelli sono i manici di una situla, erano dei secchielli che venivano lavorati dai paleoveneti, esperti in metallurgia, esperti nella costruzione di navi, nella coltivazione delle viti. Molto il vino dei paleoveneti era richiesto dai romani e inoltre, come osserviamo, già allora le donne amavano adornarsi con orecchini, collane, anelli. Che belli, una meraviglia. Il Veneto è stato romanizzato nel 190 a.C. Pensate quanti anni fa, sì, ma loro comunque usavano degli oggetti che usiamo anche noi al giorno d'oggi, in particolar modo il vetro.
il vetro, vetri di vari colori e varie sfumature. Poi la terracotta, le lucerne che dietro riportano anche il timbro della fabbrica dove sono state costruite. Molto bella è la statuetta di Mercurio, che era il protettore dei passeggeri ma anche dei ladri nello stesso tempo. E una serie di monete, sono state rinvenute in questa zona tantissime monete. Ed è proprio dai Romani che Colonia Veneta prende il suo nome. A Porceti di Sant'Andrea infatti c'era una colonia romana e alcuni coloni sotto Diocleziano hanno subito il martirio perché non si sono convertiti alla fede cristiana e sono i patroni di Colonia Veneta, i santi Felice e Fortunato. Grazie Gabriella. Grazie a lei. E adesso la vita. Sì, quella che qui a Colonia Veneta continua ogni giorno. E poi arriva la primavera e Colonia Veneta si trasforma. Colonia in fiore è molto di più di un evento, è un momento di incontro, di bellezza, di condivisione. Le strade si colorano, la piazza si anima, la comunità si racconta. Colonia in fiore sì, ma non solo, anche Colonia in festa. Oggi e tutti i fine settimana ne parliamo con Ivana Pozzan, presidente della Proloco di Colonia Veneta, una Proloco attivissima. La Proloco attivissima, io con molto orgoglio dico la miglior Proloco che c'è nel Veneto, perché lo diciamo un po' tutti, noi siamo impegnatissimi per 3-4 feste del paese, una di quelle delle più belle è Colonia in fiore, che veramente quest'anno ha portato tantissima gente, sono veramente felice e contenta. 35 anni di Colonia in festa è una torta gigante da record per tutti i turisti e tanti turisti che arrivano qui a Colonia Veneta. Una Colonia da vivere tutti i fine settimana. Cosa possono trovare qui le tante persone che arrivano? Qua troveranno delle mostre, verranno il museo, delle visite guidate, dei bei bar, negozi che ospitano le persone e tanto da visitare. Insomma. Colonia Veneta è anche questo, la vita che continua ogni giorno. Bene, ciao Ivana. Ciao, grazie. Colonia Veneta è un luogo che si scopre passo dopo passo, tra piazze maestose, storia profonda e tradizioni vive. Un territorio che accoglie, che racconta, che emoziona. E lungo la Treviso Stiglia il viaggio continua.